Siamo arrivati al terzo evento della serata, una corsa assolutamente da vedere, 9.570 euro di montepremi per questo premio grande ufficiale Giuseppe Ciani. I cavalli sono in partenza: l'1 Art of Steel, 2 Billy Pan, 3 Defender Griff, 4 Eclatante SE, 5 Dana e K. La macchina accelera e i cavalli dietro di essa partono fortissimi, soprattutto Dana e K che è già davanti a tutti. Prova a inserirsi in seconda posizione Eclatante SE, ma confonde l'andatura, così come fa anche Art of Steel. Art of Steel squalificato. Dana e K è davanti a tutti, era bellissima in sgambatura ed è ora prima davanti a tutti. Quindi 200 metri sono passati e Dana e K ha compiuto quello che doveva fare, la parte più difficile del suo lavoro di questa sera. Il numero 2 di Billy Pan è in seconda posizione e poi dietro rimane Defender Griff. Sono rimasti solamente in 3 ad andare avanti in questo percorso. Già ha preso in mano Pietro Gubellini con un parziale di poco superiore ai 31, il cronometro non è partito, quindi andiamo anche con quello personale. Quindi davanti a tutti Dana e K, siamo a 500 metri di corsa. Ovviamente ora sarà tutta tattica, il cronometro ritornerà assolutamente in mano a quello che è il leader della corsa, che gradua. Billy Pan ovviamente deve solo aspettare che succeda qualcosa. Defender Griff, se vuole, se ne ha la possibilità, dovrà costruire qualcosa. Arriviamo agli 800 metri in poco più di un minuto, anzi un minuto abbondante, e la situazione è sempre Dana e K davanti a tutti. Dana e K, Billy Pan e dietro ancora Defender Griff. Nulla si muove quando stiamo per arrivare al chilometro, appena sotto l'1,20, e ora Pietro Gubellini comanda Dana e K. La femmina è davanti a tutti e sta cercando di creare quel divario che le permetterà di concludere il meglio possibile. 400 metri all'arrivo, Dana e K se ne va. Billy Pan è un po' in difficoltà a seguire l'andatura infernale imposta dal leader, neanche Defender Griff sembra poter seguire queste andature. Entriamo nella retta d'arrivo chiudendo la curva e Dana e K se la dà a gambe, se ne va. Grande prestazione di Dana e K, grande partenza e una chiusura assolutamente importante ancora una volta per Dana e K, che bissa il successo di poco tempo fa, chiude fortissimo ancora una volta in 26,8, riporta qua comunque 1,13,6, 1,57,8 il rotolo complessivo per la vittoria di Dana e K. Pietro Gubellini e Fausto Barelli al training per questa femmina di 7 anni di Vivid Wise S che trionfa. In termini numerici abbiamo quindi Dana e K, poi Billy Pan e poi il numero 3 di Defender Griff.